Permesso, buongiorno, posso disturbarla? Sì, certo. Passeggiando per Albissola ho visto il suo negozio. Lei è da tanti anni che fa questo mestiere? Io questo mestiere è da 63 anni che lo sto facendo, però prima c'era mio padre, mio nonno e mio bisnonno. E siamo 4 generazioni. Loro facevano le pentole, allora usavano le pentole, poi si sono svolti in ceramica e io ho sempre fatto questo mestiere da 4 generazioni. Quindi le piace? Molto, moltissimo, è la mia vita, perché io ho 80 anni e sono ancora qui. Come si fa un oggetto in ceramica? C'è il tornio, si tira su a mano, poi si lascia asciugare, si mette in forno e dopo, quando esce dal forno, si dà una tuffata di maiolica, che sarebbe un strato bianco, e poi si dipinge e si rimette nuovamente in forno. Lei si ricorda quando suo nonno o suo padre facevano questi oggetti, com'era? Certo, mio padre faceva roba di pentole, mio nonno anche, e mio bisnonno invece faceva piatti. Allora usavano il piede del 1800, le parlo, mica di... E io ho voluto fare ceramica, e invece avevo un fratello che non le piaceva, e invece io ho preso questa direttiva perché mi piaceva farlo. Quali sono gli oggetti che vende? Guardi, io li faccio gli oggetti tutti tradizionali, quelli dal 1500, dal 1300, dal 1700, sono il bianco e blu è la base più conosciuto, ma dunque tutte le altre decorazioni che io faccio fare alle mie decoratrici sono tutte tradizionali. Quindi ci sono proprio dei decori che ricordano Albissola e questo territorio? Tutti quelli che faccio io, perché se vuole le elenco qualcuno, Antico Savona, il Mustier, il Calligrafico, il Mezzano. I vecchi scialli delle donne genovesi del 1700 che si mettevano questi scialli fatti a mano che si chiamavano Mezzano. Il Levantino, il Valente, guardi quante decorazioni che ho tutte qui esposte. Poi c'è il futurismo degli anni 20, allora è un'altra cosa, siamo nel moderno, non siamo più in questa direttiva di antico. Grazie mille, buon lavoro. Grazie signora, arrivederci.